Proseguono senza sosta le indagini dei carabinieri di Thiene sulla rapina alla festa del Baccalà di Sandrigo. I militari stanno passando al setaccio le tracce lasciate dai malviventi in fuga verso Verona. È stato confermato che la Seat Leon nera, data alle fiamme verso le 2 la notte scorsa a Povegliano, sia proprio l'auto rubata usata dai criminali. Due uomini hanno sottratto il denaro nella colluttazione con la coppia di tesorieri della Pro Sandrigo, mentre un terzo complice li attendeva in auto. Un gesto odioso, inaccettabile, che colpisce il lavoro di centinaia di volontari, è il commento del consigliere regionale Gio Formaggio, che ricorda un episodio simile avvenuto sempre nel Vicentino 3 mesi fa, a giugno, durante il Festival musicale di Agugliaro. Un grave atto criminoso, un oltraggio a tutta la collettività, stigmatizza oggi il presidente del Veneto Luca Zaia, che esprime vicinanza ai 2 volontari feriti e la solidarietà alla comunità di Sandrigo, che si prodiga da anni per sostenere una delle principali tradizioni gastronomiche d'eccellenza venete.